Vento, pioggia, fiumi e frana di Collicello. Questi i temi affrontati in queste ore dal sindaco e dalla giunta di Valbrenta, amministrazione nata dalla fusione di 4 comuni e impegnata in sopralluoghi continui in un territorio di ben 93 km² che si snoda per quasi 25 km. Nel municipio di Valstagna è stato attivato il COC, centro operativo comunale, in contatto diretto con la prefettura. Noi abbiamo aperto il COC come da indicazione del prefetto e chiuso le scuole. Questa invece è stata una decisione autonoma mia del comune di Valbrenta. Lo abbiamo fatto principalmente legata alla preoccupazione che c'era nel Bellunese. Infatti diciamo tutti i comuni vicini al Cismon e del Feltrino hanno chiuso le scuole perché c'era questo codice rosso soprattutto per la rete idrica secondaria. Novità rassicuranti intanto vengono dalla zona di Collicello dove si è registrata la frana. In un primo sopralluogo ha consentito di escludere diciamo, cadute imminenti, però quel fronte lì va approfondito, quindi abbiamo preso contatti con la regione, in particolare con la difesa del suolo, in modo di svolgere un po' tutte le attività successive in modo che sia garantita l'incolumità dei nostri concittadini. Paura finita dunque per le 6 famiglie, una quindicina di persone in tutto, che dopo aver passato una notte in alberghi e bed and breakfast della zona sono rientrate nelle loro case. Io credo che sia stata fatta una buona operazione perché nel dubbio, nel buio della notte, insomma, abbiamo cercato di dare una risposta immediata. Dopo per fortuna è sembrata meno grave del previsto, però insomma, credo sia stata fatta la cosa giusta e io ringrazio sempre i miei concittadini perché hanno capito la singolarità del momento e non hanno fatto nessuna polemica, anzi.